When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, and you'll sing Vita Bella. Che bello, mamma, questo è di certo papà, che bella cosa, che bella cosa! Papà, siete arrivato, finalmente, mamma, io non ne faccio più la fame, papà! Caccia denaro, papà, caccia denaro, papà! Papà, caccia denaro, papà! Oi! Ma caccia all'anima, caccia! Sono state capaci di fare manco un soldo stamattina. Ma tu che dici? Ma come facciamo che la veglione? Che la telefamo? Te ne fa, ma che già fa? Anzi, ma pensavo che mi facevo tu a due maccature. Ma perché mi hai lasciato qualche cosa? Che ti facevo trovare? Non ti ho già lasciato niente, ma vedendo che siete fatte tanto, potevo fare un pignatello, che saccia. Siete male organizzati. Sì, è quella che penso pure io, organizzata, ma ritengo per spalle mie. Ma io te venne, va, pazzanduna. Pazzantuno sì, ma onesto. Quella che non sono collata. Pure io, un po' spa. Parlo come mi ha parlato io, perché sennò quella che non ha fatto a moglie, te guarda, ti faccio a te, Già, c'è così ferma, nei cuttini, non mi posso mettere. No, non ti puoi mettere con me, non ti mettere. Un negozio di fotografi, sempre mi sa sta storia, si mette, il negozio di fotografi. Ecco, sono stati che mi sono levata. È stata l'epoca che si è cambiata. L'epoca che si è cambiata, intanto noi ci morimmo di fame. Ma a me non mi dispiace per me, ma perché è la creatura. Io saccio. Pure, non ti preoccupare, papà. Io mi vedo felice e mi penso qualcosa di soldi a me, capito? Ce l'ho già per stare tanta volta a is. Ma tiene fammi assai. Assai, papà. E lascia crescere, e segni di salute. Vabbè, papà, come finite sempre a sta maniera? Che già fa? Chissà di essere felice, non te ne manca forza e tu sulle campanelle. E sono felice. Buongiorno Pasquale. Poi noi stiamo aspettando a te, sa? E mangiati, mangia dopo. Ma tu hai capito, chi era un signore tanto buono, tanto buono, mi conosce da quando io ero ragazzo. Mi ha sempre aiutato, Pasquale. Una volta a 100 lire, una volta a 200 lire, a 500 lire. A 1000 lire, Pasquale. A Pasqua e a Natale. A 1000 lire. A 1000 lire? A Pasqua e a Natale. A 1000 lire. Poi lì, a 1000 lire è tanta. Pasquale, in certe occasioni a 1000 lire è tanta. No, vi siamo forniti tu. E da stamattina che mi stai mettendo che spalle in faccia al muro tu e tu mi mozzi e marito. Mo sono mamozio. Hai visto che ha già sentito il colpo a Ma sai che ti dico, come sono scusato, avanti. Che è stato, Polino? Pasquale, c'è stato un movimento della terra. Terremoto? Secondo me sta venendo un terremoto, Pasquale, stiamo a sentire. Ui, vieni a casa, sta a sentire. Poi sai che ti dico, rimani dietro a una camera, in un negozio. Non suppigno, pure non suppigno, basta che ci veniamo a casa, E questo ti dico pure a te. Pasquale, ma tu tutto un gol a me. Non è che magari forse mi sputa in faccia. Meno male. Vabbè, vai che sono più spento. Aspetta, Polino, se non senti prima l'ambasciata, fai l'ascesa 2 volte. Vabbè, vedi, Pasquale, Ma aspetta, senti prima quello che ti devo dire. Vai alla svolta della cantonata. Allora? Alla svolta della cantonata. O punto 1. O punto 1. E io punto 1, che Pasquale. Vai dal pizzicagnolo. Ma tu come parli? Fammi capire. Tu sapessi io dove sono nato, tenevo pure il camino di Fiorentina. Straniero. Straniero. Vai dal pizzicagnolo. O Casantuglio. O Casantuglio. E ti fai 1 chilo e mezzo di bucatine. Vabbè, un buono chilo e mezzo di pasta. Aspetta lì. Ma raccomando la qualità.
Ma aspetta, tu sta fama che tira vai giocare a qualità. No, spiega, perché io a chi io ci devo badare, perché a chi sto conosci. Poi ti fai una bella boatta di pomarole, salse, capito? A buatella? No, da chilo, perché a me le maccheroni piacciono un guacchiato. Spiega, tu va. Poi ti fai un mezzo chilo in sogna. Tu spacca la vescica, la lava e ci metti una sainda. Ehi, mamma mia, a me così mi fa schifo però. Ma che cosa? Una sainda. Ma chi le poi ce lo leva? Ah, ce l'hai. Eh sì, da una saremo via. Potremmo fare 2 salsicce, che dice? 2 kg di salsicce, quelli 2 kg bastano. Ma per il succo? Sì, 2 kg bastano. Al limite ci arrangiamo, Sì, casomai le non buttiamo. possiamo esagerare, No, non possiamo esagerare. 2 kg di salsicce, poi mi raccomando, Feli, non piglia che l'ha appesa, chi ne è povero, non si sa quello che ci mettono a India. Tu te le fai fresche davanti a te. E chi le per fammi? E come no, te una macchina. Tu vai da Don Salvatore, quello mi conosce. Le dici, Don Salvatore dovete perdere 2 minuti, chi lo piglia un pezzetto sotto, lo mette in coppa bancone, pezzolo lo taglia, poi piglia la macchina, la bella pellicchia, lo metti in la macchina, tu piglia la macchina in casa, aspetta altro pezzo, metti in la macchina, piglia la carta e poi in la macchina. E vedi che la bella salsiccia cammina in coppa bancone, la salsiccia cammina in coppa bancone. Poi lì. Gli impacchetti tutti in una bella cartoleata e te lo porti a casa. Vai presto. E rimani asciutto. Che facciamo? Che potremmo fare? La carne no, perché ci stanno i salsicci, no. O pesce si mette in coppa al stomaco. No, manca a me non mi Il pesce non ci piace. Un bel tegame di uova. Uova, sì. 2, 4, 6, 8, 10. Le due uova te le mangi? E me le dai? Ecco, però non te le do. Però mi raccomando, tu prendi l'uovo, lo agiti, se è fresco lo prendi, se no desissi. La mozzarella, sì, le uova vanno fatte con la mozzarella. Tu però per la mozzarella lascia stare Don Salvatore, che non capisce niente di mozzarella. Fasci la moglie, che le tiene belli mozzarella assipate per i clienti. Che le piglia in mozzarella e te mette in coppa un bancone. Tu con queste dita, pollice e indice premi. Se esce la goccia di latte lo prendi, se no desisti. Lì se non esce la goccia di latte vuol dire che la mozzarella non è buona, aiuta è male, non la pigliare, capite? Se non esce la goccia di latte tu non la pigliare, poi lì tua mozzarella se non esce la goccia di latte non la pigliare. La pigli. Poi che facciamo? Noce, nocelle, fico secco. Pigli una bella pala di pane. Tu con questa mano la premi. No, aspetta, con questa mano toccata di mozzarella, signore, lascia stare. Con quest'altra mano la premi, se fa crack la prendi, se no desisti. Poi nocella, fico secco, tu più ci metti più ci trovi. Poi un bello panetto e burro, Il burro però della migliore marca, Dolomite. Se non è Dolomite non la piglia. Poi ti fai dare 10 lire in denaro. Issa a me. Certo, stati, tu le tieni 10 lire? No. Allora per forza le deve dare lui a te, si capisce? E con queste 10 lire vai di fronte dal vinaio, Don Antonio, quello mi conosce. Dice, Don Antonio mi ha mandato Don Salvatore che mi ha mandato Don Pasquale il fotografo, quello mi conosce. Dice, mi dovete dare un bel litro di Gragnano che tenete conservato per i clienti migliori. Tu lo assaggi, se fa la palluccella a mocco, dice che o vino è frizzante, è buono, è friccicarello, lo pigli.